La cura e la gestione della venezianità è fondamentale ed è la strada per far riportare a Venezia il turismo di qualità. La scommessa di Venezia.com è vinta. I veneziani, che da anni avevano oramai ceduto la loro piazza più famosa ai turisti, sono tornati a riappropriarsi di San Marco e per molti è stata la prima volta in cui si sono seduti in un caffè a consumare un aperitivo. Al Florian, durante i 2 mesi della convenzione a prezzo calmierato per i residenti, per un paio d'ore il martedì e il mercoledì, più di 1800 veneziani sono tornati a fare ciò che per i loro nonni era un'abitudine. È stata oltre le aspettative, insomma, visto che i veneziani purtroppo ultimamente non sono tantissimi e quindi però comunque la risposta è stata buona, insomma, sì, oltre le aspettative, sì. Il successo è stato tale che anche gli altri caffè della piazza intendono aderire alla nuova iniziativa che si svolgerà in autunno. I caffè di piazza si sono detti disponibili ad organizzare sempre tramite venezia.com una serie di promozioni ed eventi nei caffè di piazza proprio per attirare il cittadino residente che deve poterla vivere nel migliore dei modi. Secondo Matteo Secchi di Venezia.com, da anni al fiere di infinite battaglie per la salvaguardia del tessuto sociale veneziano, l'esperimento condotto in area marciana potrebbe varcare i confini comunali. La consigliera regionale Francesca Scatto, che è presidente della sesta commissione, che è venuta 3 volte, la quale con lei abbiamo l'intenzione, non è ancora un progetto, di esportare questa iniziativa anche nelle altre piazze venete, magari italiane, ma una cosa alla volta. Quella di Venezia.com è una rivoluzione gentile. Cerchiamo di parlare alla gente con uno spritz in mano, qui in Piazza San Marco, nel posto più bello del mondo.